Il motivo per il quale butto la prima parola su quella carta che poi sarà la prima pagina di un nuovo libro è sempre lo stesso: approfondire la conoscenza di quell'isola che il destino mi ha dato per casa e che la sorte mi ha consentito di vivere, fortuna che non a tutti ha deciso di concedere. L'intento si somiglia sempre: scoprirla, riscoprirla, ritrovarla, calcando sentieri nuovi, passando per i vecchi con occhio attento, soffiando contro secoli di polvere che nasconde e altera. Ogni parola su carta è un'esperienza vissuta, un sentimento condiviso, un'emozione messa da parte per il futuro. È questo l'unico modo per vivere la Sardegna, non darla mai per scontata. D'altronde, questo è l'unico modo che mi viene in mente per vivere più in generale il mondo, dandogli la possibilità, ogni giorno, di stupirmi. Di motivi che spingono una sarda a scrivere della Sardegna ce ne potrebbero essere molti altri. Insistentemente torna la voglia di metterla in mostra, elegantemente, discretamente, raccontando a chiunque la guardi, sia esso vicino o lontano, che l'isola ha da dire e che possiede le parole giuste per farlo. La voglia di condividere si mescola con quella gelosia per la propria terra che ogni isolano possiede, con quella paura che venga scoperta da troppi, in troppi modi diversi. Giusto compromesso è trovato nel non svestirla troppo, né troppo rapidamente, lasciando di lei, intorno a lei, quel misurato alone di mistero che la avviluppa come bozzolo di fata. E poi c'è la voglia di restituirle in parte quella meraviglia che lei regala ogni giorno, che si assorbe dagli occhi e fluisce attraverso le labbra, attraverso la penna, attraverso i tasti di un computer, prendendo forma di parole che volano, o che più semplicemente si ancorano nere su fogli intonsi di un bianco accecante. La proporzione stona per il tanto che ho ricevuto e per il poco che restituisco, ma l'isola è generosa con le sue donne e con i suoi uomini e s'accontenta del baratto. Ho pensato a lungo al titolo, lasciando che mi trovasse. Come meglio definire una terra fatta di pietre dure e paesaggi d'un suggestivo che acceca, antica e antica, nel fascino, nella cultura, nella tradizione, nella gastronomia, nell'arte, nell'architettura, nei suoni, nei sentimenti che sparpaglia come grano al vento, e dell'antico ha conservato il meglio, come si fa con un abito buono che si indossa solo per le grandi occasioni, s'appendono sul filo conduttore come marionette alimentate dal vento i molteplici aspetti di una stessa terra che mostra con egual fierezza profili e visuri frontali. Fra le pagine, lettore, troverei frammenti di donne figlie di Sardegna, ascolterei delle storie di alcune che si sono meritate d'essere ricordate, delle dee che hanno abitato questa terra battuta dei mari e delle tradizioni che da sempre, per sempre, le hanno viste protagoniste. Scivolerei fra le feste, fra le cure e le malattie, sognando la Sardegna antica e risvegliandoti piacevolmente intorpidito dalla scoperta dell'arte isolana, fatta di tele, fatta di foto, fatta di paesaggi e gente. Troverai spunti per itinerari che verranno e forse ti innamorerai, come è capitato a me, del capo di sotto, in attesa di scoprire il suo gemello opposto, un buffet di cose sarde, di gente di Sardegna, un labirinto all'interno del quale non ti potrai perdere, perché non abbandonerei mai di vista né l'ingresso né l'uscita, una sequenza di articoli editi ed inediti che ti accompagneranno durante il tuo viaggio nel bel mezzo della tradizione sarda.